Calcolo ergo sum, è un po' questa la perifrasi che descrive l'importanza di poter gestire grandi masse di dati nella lotta mondiale all'innovazione digitale che coinvolge anche i luoghi del sapere. Grazie a uno stanziamento di 15 milioni di euro della Regione Veneto nasce a Padova Covenx, la comunità veneta per il calcolo scientifico per la realizzazione di un'infrastruttura di supercalcolo a disposizione di 4 atenei universitari veneti, Università di Padova, Capofila, Università di Verona e di Venezia, Ca' Foscari e UAV e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per potenziare e consorziare le infrastrutture di supercomputing attualmente disponibili, realizzando così una rete di risorse di calcolo ad alte prestazioni a disposizione di tutti gli aderenti. Abbiamo attualmente una cinquantina di ricercatori e ricercatrici che collaborano allo sviluppo del progetto, più altrettanti tecnici informatici. L'obiettivo è di arrivare ad almeno 500 ricercatori e ricercatrici che utilizzeranno l'infrastruttura a regime, ma io confido che saranno anche molti di più. L'obiettivo è quello di razionalizzare le infrastrutture di calcolo presenti nei diversi atenei e di connetterle assieme. La razionalizzazione serve per farne un uso più efficiente. L'INFN nella regione ha 2 sedi, c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Padova che vive nel Dipartimento di Fisica e poi ci sono i laboratori Legnaro che sono una sede indipendente ma ovviamente che lavoriamo molto insieme sia perché siamo vicini sia perché il centro di calcolo è un centro di calcolo condiviso. Ma questo centro di calcolo ha anche delle risorse che vengono appunto condivise con il Dipartimento di Fisica in primis, ma anche altri dipartimenti e che verranno potenziate da questo progetto. Un progetto che mette questi atenei tra le prime università al mondo a dotarsi di un'infrastruttura così potente che quindi potrà essere un forte elemento di richiamo per ricercatori e studenti da altri luoghi del mondo. Questo lavoro di sinergia fatto per tempo pone però gli atenei veneti a un livello competitivo molto alto anche sul quadro internazionale. Questo senz'altro, la presenza di un'infrastruttura come quella che stiamo per realizzare è un unicum a livello nazionale e diventerà un asset per tutti i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici nel momento in cui faranno domanda per altri tipi di finanziamento a livello europeo. Covenx sarà un'infrastruttura di calcolo distribuita ma interconnessa che farà da punto di aggregazione per le competenze presenti in regione per accelerare sviluppo e progressi scientifici. Nello stesso tempo offrirà corsi di formazione. Inoltre l'infrastruttura permetterà alle aziende di sviluppare progetti innovativi sfruttando le nuove risorse computazionali con ricadute di lungo termine sul territorio. E io spero che questa squadra che oggi si è presentata unita abbia, con la consapevolezza che insieme si fa molta più strada, se trova poi una regione capace di metterci anche le risorse, ci possa permettere di mantenere una leadership a livello digitale in Italia tale da attrarre sia investimenti che cervelli. Questo credo che sia il grande obiettivo di questo progetto.